Marco, poliziotto delle volanti di Agrigento libero dal servizio, stava tornando a casa ed è stato fermato da un ragazzo che chiedeva aiuto. Il giovane era alla disperata ricerca del fratello 22enne, che si era allontanato da casa manifestando intenti suicidi, e aveva trovato la sua auto nei pressi di un cavalcavia. A poca distanza da lì, Marco ha notato la figura di un giovane che aveva scavalcato il guardrail e che si era avvicinato pericolosamente al parapetto della strada sopraelevata. Dopo essersi avvicinato ha cominciato con cautela a parlare con lui, scoprendo che si trattava proprio della persona ricercata dai familiari, e che dopo una fortissima delusione d'amore, voleva farla finita, con tempismo, approfittando della distrazione del ragazzo e con il supporto di una pattuglia dei carabinieri, Marco è riuscito ad afferrarlo e a portarlo in salvo per poi affidarlo al personale sanitario. Un intervento provvidenziale che testimonia il nostro esserci sempre, afferma la Polizia di Stato sul suo profilo social.